Momenti di terrore per una cassiera del Prix di Via della Scola a Vicenza. Rapinatore gli punta un coltello alla schiena ferendola e scappa col bottino. Acciuffato, farfuglia agli agenti che non riusciva a pagare il mutuo. Ha parlato di difficoltà finanziarie legate anche al pagamento di una rata del mutuo. Ovviamente questo non scrimina per quanto ci riguarda la condotta che ha consumato e posto in essere, ed è per quello che l'abbiamo tratto in arresto. Il giovane, un 23enne vicentino ma originario del Bangladesh, è accusato di rapina aggravata, arrestato e ora in carcere a Vicenza a disposizione del magistrato. Sono le 14:30 quando alla cassa si presenta il 23enne con una bottiglia di birra. La paga con degli spiccioli, monetine da 5 centesimi che costringono la cassiera a tenere aperta la cassa il tempo necessario al giovane per verificarne il contenuto. Pochi secondi e la 43enne cassiera del supermercato si sente pungere la schiena e il giovane le ha puntato un coltello. Lei urla "Oddio, aiuto!" attirando l'attenzione di alcuni clienti. Intanto il 23enne maldestramente arraffa il denaro in cassa, 620 euro, ma con la lama del coltello ferisce la donna all'inguine, fortunatamente in modo non grave. Avrà una prognosi di 3 giorni, ma lo shock è grande. Il giovane si dà alla fuga, intanto c'è chi ha chiamato il 113, ma non basta. 2 clienti, una ragazza vicentina e un senegalese che stanno facendo la spesa, mollano tutto e si danno all'inseguimento del 23enne che verrà poi acciuffato dalle volanti qualche via più in là. Ancora una volta fondamentale è stato l'aiuto dei cittadini che con la loro testimonianza hanno permesso di bloccare il rapinatore. Cittadini con spiccato senso civico che ci hanno consentito, attraverso la segnalazione al 113, di arrivare sul posto in pochissimi minuti ed acciuffare l'autore della rapina con ancora la rifurtiva il coltello utilizzato per la sua consumazione.